Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura un incidente mortale lungo la A20 Palermo-Messina. Un'auto si è scontrata con un camion in galleria Cipolla, la vittima è un uomo. Non ce l'ha fatta Francesca Stornello, originaria di Scicli, coinvolta ieri in un grave incidente stradale che ha visto 3 auto scontrarsi nel Cosentino. Tra gli 8 feriti c'è anche il marito della vittima. Rinunciano al rito abbreviato i 6 giovani di Palermo accusati di aver commesso violenza sessuale su una 19enne lo scorso luglio al Foro Italico. Il giudice ha inoltre accolto la richiesta di una perizia tecnica sul telefono della ragazza. Restaurato e inaugurato il casolare Peppino Impastato a Cinisi. Qui l'attivista politico e giornalista venne assassinato dalla mafia. I lavori sono stati finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2020-2024. In conclusione il meteo, tempo instabile domani, la Protezione Civile ha emanato uno stato di preallerta per rischio incendi per quasi tutte le province. Stabili le temperature. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!